Se Veneto Stato è un'idea anacronistica, no, tutt'altro. Qui non parliamo di mettere dogane per andare a Bologna o per arrivare da Milano. Viviamo già in un'Europa senza frontiere col libero movimento commerciale. Si tratta solo di non voler delegare la nostra sovranità politica a Roma, perché noi veneti siamo in grado di amministrare le nostre risorse in maniera più efficiente. Questo è il compito di uno Stato. Se lo Stato italiano ci dà un servizio scadente, abbiamo il diritto di pretenderne uno veneto che ci costa tanto di meno e che ci dia dei servizi dignitosi. Se un Veneto Stato indipendente è troppo piccolo? No, assolutamente no. Il Veneto ha 5 milioni di abitanti, come la Danimarca. La Slovenia qui accanto ne ha 2 milioni, l'Irlanda ne ha 6 milioni e così via. Guarda, in un mondo globale le dimensioni di uno Stato non contano perché possiamo vendere in tutto il mondo, a prescindere dalle dimensioni di uno Stato. E invece è vero che gli stati più piccoli offrono un servizio pubblico più efficiente e che rende le proprie aziende più competitive. E è così che si porta lavoro e benessere. E col debito pubblico come la mettiamo? Beh, intanto una volta indipendente il Veneto avrà un surplus di 20 miliardi ogni anno e fa conto che i risparmiatori veneti detengono un 12 miliardi di debito pubblico, quindi anche se lo Stato italiano fa default, con l'indipendenza possiamo garantire il capitale investito dai nostri risparmiatori. Ma anche se i veneti si beccano la loro percentuale di debito italiano, parliamo di un 150-200 miliardi, e in meno di 10 anni volendo lo ripaghiamo tutto. Sì, sicuramente l'indipendenza non è frenata dalla presenza del debito pubblico, casomai è la soluzione a questo indebitamento cronico. E le pensioni versate allo Stato italiano? Allora, intanto non c'è nessuna cassaforte giù all'INPS con dentro in ostaggio tutti i versamenti fatti nel corso di una vita. Al momento le pensioni degli anziani di oggi vengono grossomodo pagate con i contributi fatti dai lavoratori di oggi. Quindi quello che garantisce la pensione ai pensionati veneti sono i versamenti fatti con il lavoro veneto di oggi. E siamo l'unica regione che non è in rosso tra versamenti per la pensione e pensioni pagate, quindi l'unica maniera per garantire la nostra pensione è un Veneto Stato indipendente, perché lo Stato italiano non può dare questa garanzia perché è in rosso nel suo complesso, mentre il Veneto è in attivo. Se un Veneto Stato sarà uno Stato italiano in miniatura? Beh, se facciamo un copia e incolla dal sistema Italia, allora forse sì, ma possiamo fare di meglio. Il Veneto sarà uno Stato veramente federale, stile Svizzera. Il governo nazionale sarà minimo, con delle province autonome che possono essere anche in competizione tra di loro, tipo abbassando le tasse, come succede nei paesi federali. E le risorse devono essere lasciate ai comuni, così il potere decisionale rimane più vicino ai cittadini, come accade in Svizzera. Quindi un Veneto Stato indipendente non sarà una piccola Italia.